Per mesi l'ha perseguitata senza averla mai conosciuta, costringendola a lasciare casa, lavoro e abitudini di vita. Un trentenne della provincia di Belluno è stato arrestato dalla polizia di Padova per atti persecutori nei confronti di una 26enne. L'arresto è scattato dopo l'ennesimo tentativo dell'uomo di incontrare la giovane, già vittima di una lunga serie di comportamenti persecutori. Secondo quanto ricostruito dalla questura, il trentenne avrebbe messo in atto per mesi una serie di molestie attraverso pedinamenti, apparizioni improvvise sotto casa e sul luogo di lavoro, lettere, messaggi e contatti sui social network. La situazione aveva portato la donna ad abbandonare la propria abitazione di Cortina d'Ampezzo, a trasferirsi dai genitori a Padova e a lasciare il lavoro per paura di essere nuovamente raggiunta dall'uomo. Lo stalker è riuscito però a raggiungerla anche qui e dopo una nuova richiesta di incontro, nonostante una precedente denuncia per gli stessi fatti, la giovane ha allertato il 113. Le volanti sono intervenuti in pochi minuti nel quartiere Altichiero a Padova, rintracciando il trentenne proprio nel bar dove aveva dato appuntamento alla donna. Ci sono circa il 10% i casi che noi vediamo all'anno nelle donne che ci chiedono aiuto. E ricordo anche che lo stalking è stato considerato un reato sentinella per i reati di femminicidio, quindi è un reato che viene assolutamente attenzionato e ha tutta anche una via preferenziale rispetto alla tutela, proprio perché appunto da questa indagine che era stata fatta dalla Commissione Femminicidio è risultato che in molti casi di femminicidio c'erano precedenti denunce per stalking, quindi assolutamente non è un reato da sottovalutare. Attivata la procedura del Codice Rosso, è stato arrestato e trasferito nel carcere Due Palazzi a disposizione della Procura. Corale l'appello del Centro Veneto Progetti Donna. Diciamo sempre di chiamarci al nostro numero verde 881 46 81, anche se non siete sicure di subire una violenza, se pensate che quello che state vivendo magari non è così grave per chiedere aiuto. La telefonata non costa niente, non verrete obbligate a fare nulla, né una denuncia, nemmeno ad allontanarvi dalla relazione. Chiamate anche solo per avere informazioni e per capire se ci sono delle soluzioni a quello che state vivendo.